Buongiorno da Cavarzere per la presentazione di un evento in preparazione di una stagione importante come ci aveva annunciato Enzo. Cosa rappresenterà con il carro dei teatranti e il tambarello qua a Cavarzere? È la storia di Tespi, un greco dell'antichità, il quale nel VI secolo a.C. cominciò a girare con un carretto per tutte le vie di Atene, ma non solo, ma anche delle più piccole cittadine, per propagandare il teatro. Naturalmente fu inventore anche delle maschere che allora servivano anche per dare più tono alla voce, perché si recitava all'aperto, quindi c'era il rischio di non essere sentiti da tutti. Quanto è impegnativo il lascito di questo teatro? Chi non l'ha mai visto è un bellissimo teatro, ben curato, però che implica una programmazione importante come state facendo da questi anni voi. Sì, siamo associati da oltre quasi 30 anni con Arteven, quindi c'è la qualità, perché quello che propone Arteven è diversificato dai comuni in comuni e noi ci attestiamo verso i gusti di quella gente che fa parte di questa popolazione. Compagnia El Tambarello, una delle compagnie più antiche, più importanti, più seguite. Voi vi siete inventati il carro del teatrante, tra l'altro avete in repertorio non solo questo, tantissime commedie, voi siete anche dei cultori delle commedie goldoniane. Da dove nasce questa idea? Allora, l'idea nasce quando abbiamo festeggiato i 40 anni di attività della compagnia teatrale. Abbiamo messo insieme quest'idea, l'abbiamo concretizzata e la prima uscita del carro dei teatranti con i figuranti è stata fatta proprio in occasione dei 40 anni ad Adria e ha avuto un notevole successo con le più belle commedie di Carlo Goldoni che rappresenteremo durante il tragitto anche qua a Cavarzere. E quanti siete nella vostra compagnia e quanti in particolare sono per questo progetto? Allora, per la compagnia siamo un gruppo di 22 iscritti, diciamo, come numero di soci. Per quello che riguarda lo spettacolo del carro teatranti saremo una quindicina. Sì, vengono coinvolti in varie spezzoni delle commedie goldoniane che abbiamo in repertorio. Partiamo dal Sciotodro Brontolone, ai Rustighi, all'Arlecchino e Pantalone, alle Baruffe Chiogiotte, e sono tutti spezzoni, diciamo, ci abbiamo ricavato il meglio di queste parti più brillanti in modo da coinvolgere il pubblico durante le nostre spettacoli itineranti, diciamo, ecco, in modo da far divertire la gente. Allora, qua comando